Amici e amiche del calcio dilettantistico veronese, buon pomeriggio dall'Oliveri Stadium, una giornata di sole, temperatura primaverile avanzata per questa seconda partita tra le mura amiche della Clivense che quest'oggi ospita il Soave. Io sono Alberto Cristiani, qui con me oggi pomeriggio un amico, un collega, un amico, soprattutto Matteo Lerco. Ciao Oltretutto, ciao Oltretutto. Albi e buongiorno a tutti quanti i telespettatori. Allora, questa Clivense, non parliamo più di quello che è la Clivense perché ormai è palese, chiaro, è un fenomeno mediatico ma è anche un fenomeno che porta alla ribalta il calcio di terza categoria, una categoria, insomma, l'ultima del dilettantismo, magari che non gode di tanta visibilità. La Clivense sta portando alla ribalta questa categoria. Sai quanto, Albi, il dilettantismo abbia un posto fisso nel mio cuore. Penso che sia certo. un'opportunità straordinaria, come dici te, per mettere in luce un movimento che negli ultimi anni ha faticato perché il Covid ha sicuramente indebolito risorse, energie di tutti quanti i dilettanti, ma una realtà del genere con così grandi prospettive davanti sicuramente crea un grosso appeal mediatico. Un grosso appeal mediatico, ma anche, se vogliamo essere proprio materiali, indotto economico, perché ogni trasferta della Clivense è per la società ospitante anche fonte di guadagno, perché tra gli incassi di biglietti, quindi c'è sempre tutto esaurito, e poi l'indotto del bar, insomma, comunque per una terza categoria avere una Clivense che porta visibilità e pubblico al campo, insomma, è tanta roba. Anche per giovani di certo. squadre come il Soave che si Sì. affacciano al movimento dilettantistico, poter giocare in un palcoscenico come l'Olivieri, che io e te conosciamo bene da pregresse esperienze comuni, è sicuramente un motivo di vanto, di orgoglio e di stimolo in vista della loro crescita calcistica. Assolutamente. Senti una cosa, Teo, prima di andare un po' con il commento, io direi, visto che anche Daniele Ascalia sta annunciando le formazioni delle due squadre, io andrei con appunto elencare gli 11 delle due formazioni che si sfideranno per questa quinta giornata del girone d'andata del girone B del campionato di terza categoria. Iniziamo con il Soave, in porta Masconale, poi Dalla Rosa, Gazzabini, Tessari, Girardi, Pozza, Brutti, Bari, Olivieri, Avesani e Biondani. A disposizione Contri, Federigo, Caro Tenuto, Spallino, Trotti, Ioculano, Albertini e Casagrande. L'allenatore è il signor Vandin Antonio. A te l'onore di dire la formazione della Clivense. FC Clivense, con il numero 1 Pavoni, con il numero 2 De Pani, con il numero 3 Motta, con il numero 4 Castellucci, con il numero 5 El Hatimi, con il numero 6 Facciolo, con il numero 7 Memedi, con il numero 8 Vitale, con il numero 9 Anastasi, con il numero 10 De Martis, con il numero 11 Bomber Inzerauto. A disposizione di mister Allegretti, con il numero 12 Squizzi, con il numero 13 Ballese, con il numero 14 Beneduce, con il numero 15 Felici, con il numero 16 Deiseppi, con il numero 17 Fasolo, con il numero 18 Davì, con il numero 19 Cavallaro, con il numero 20 Olivieri. Il tecnico è il signor Allegretti. Riccardo Allegretti, direttore di gara il signor Pasquato di Verona, e l'assistente di linea, ovviamente siamo terza categoria, sono delle due squadre, che sono McMedi della Clivense e Montanari dello Soave. Le formazioni stanno entrando in campo, quindi io lascerei come da indicazione della regia spazio per lo spot e poi ci rivediamo per l'inizio della partita. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi,
per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci qui, siamo ritornati in diretta dall'Oliveri Stadium. Le formazioni, i giocatori delle due squadre stanno entrando in campo. Matteo, che partita? Insomma, è un po' così, sul calcio dilettantistico, dire che partita ti aspetti magari fa un po' sorridere, però che cosa ti aspetti dalla Clivense ma anche dal Soave? Guarda, io la Clivense, Albi, mi aspetto un progetto di squadra. Personalmente non ho mai visto giocare la squadra del presidente Sergio Pellissier quest'anno. Mi aspetto una squadra giovane, propositiva, con tanta voglia di fare. Le prospettive per arrivare in alto ci sono tutte. Già. La voglia sicuramente c'è, il tifo c'è, quindi mi aspetto una gara coraggiosa, gagliarda. Il Soave dal canto suo avrà la sua bella gatta da pelare oggi, però penso che i valori ci siano tutti oggi per assistere a un bel pomeriggio di sport. Sì, domenica scorsa, ricordiamo Clivense che ha vinto di misura 1-0 sul campo del Zai Golosine Calcio 2016, mentre il Soave settimana scorsa ha vinto 4-0 contro il Pozzo, il match giocato appunto tra le mura amiche, e quindi insomma due squadre che arrivano entrambi da 2 vittorie, insomma sarà bello capire se la Clivense si dimostrerà e si consoliderà come si sente in giro la squadra che ammazzerà il campionato, anche se è presto per dirlo ovviamente, e il Soave dal canto suo, come dicevi tu Teo, vedremo come affronterà questa formazione. Adesso vediamo i ragazzi di Allegretti che vanno ad applaudire il pubblico. Lo sappiamo, la Northside ha sposato in toto il progetto Clivense, e quindi insomma è bello vedere gli ex tifosi del Chievo appoggiare questa squadra. Sì, è bello vedere il respiro di una società che ha reso grande Verona in Italia e non solo, comunque battere ancora. Sì. E questo forse è la grande vittoria del presidente Sergio Pellissier, di aver riunito qui all'Olivieri così tante persone con un obiettivo comune. Già, anche perché insomma l'hai detto prima tu, no? Ci siamo stati per altri motivi qui all'Olivieri, e anche con formazioni di Serie A Di altro in genere. occasioni di derby così, ma il pubblico che c'è oggi e che c'era anche la partita scorsa qui, insomma è difficile vedere l'Olivieri così pieno, quindi intanto la partita è iniziata, insomma vedere questo impianto così pieno di gente con un tifo da Serie B insomma è assolutamente una bella cosa. Intanto vediamo la prima azione della Clivense, un cross al centro, palla che rimane, che danza al limite dell'area, scarico all'indietro, ma si chiude bene la difesa del Soave che riparte. Già un ottimo spunto, Albi, di Inzerauto, Sì. che dalle prime battute di questo campionato si è dimostrato subito uno dei fari di questa compagine. Sì, Inzerauto è sicuramente uno dei più talentuosi, uno che ha fatto capire e ha fatto vedere che la porta la vede, l'area è casa sua, i palloni quando arrivano buoni lui li mette dentro, e con Anastasi fa una bella coppia sicuramente ben assortita. Anastasi, ricordiamo, con dei trascorsi in prima squadra del Chievo, eccolo infatti che allarga, proprio Anastasi allarga per Inzerauto che si accentra, lascia partire un tiro, ma nessun problema per Masconare. Tanto ricordiamo un po' prima ho ricordato i risultati dello scorso turno del Soave e della Clivense, ma ricordiamo anche gli altri risultati. Corbiolo ha vinto 4-2 contro il Verona Arena, il Crezzi ha pareggiato 3-3 contro il Borgo San Pancrazio, Edera Veronetta sconfitta in casa per 2-1 dal Vestinanova, il San Zeno Verona 1919 sconfitto in casa della Virtus Verona United per 8-1, poi appunto Soave 4-0 al Pozzo, e la Clivense che ha vinto sul campo delle Golosine per 1-0.
le altre partite di questa quinta giornata. Oggi si gioca appunto Clivense Soave, poi Vestenanova Crezzi, Virtus Verona United contro Atletico Squara, e poi domani Borgo San Pancrazio contro San Zeno Verona, Pozzo contro Edera Veronetta e Verona Arena contro Zai Golosine. Adesso nel frattempo riparte con un lancio lungo della difesa il Soave, ma sempre la difesa della Clivense fa buona guardia e la palla è sui piedi di Pavoni. Ricordiamo, Albi, che al momento la capolista è la Virtus Verona United, quindi è un'ottima occasione per il Chievo Verona, che al vero deve ancora giocare una partita rispetto alla capolista, però è un'ottima occasione per avvicinarsi, esatto, e forse anche già puntare al primo posto. Virtus con 4 partite, 10 punti in 4 partite, Vestenanova sempre con 4 partite 10 punti, e la Clivense 3 partite 9 punti, quindi la cosa anche interessante da notare è che la Virtus non ha subito reti ed è l'unica formazione del girone B di terza categoria a non aver subito reti, ne ha messe a segno 6, quindi una buona difesa e un buon attacco che viaggia con una media di 2 gol a partita. Vediamo la palla che ritorna tra i piedi di Pavoni. Mi sembra, Teo, da queste prime battute che insomma le squadre si stiano un attimino studiando, anche se comunque la Clivense, quando ha la palla nella metà campo del Soave, insomma, è abbastanza ben chiaro il motivo, quindi palla alle due punte che si cercano e cercano ovviamente di andare alla conclusione. Il Soave invece sembra un po' più organizzato con il lancio lungo da dietro, sempre cercare ovviamente la punta o il centrocampista più avanzato. Sì, Albi, una fase di stasi della partita, le due squadre si studiano un po' come giusto che sia. Il Chievo, quando supera la metà campo, come hai detto te, ha i numeri per poter far male alla compagine dell'est veronese, e Pavoni è comunque sempre pronto, adesso svirgola questo pallone, lo caccia in mezzo ai tifosi. Insomma, un altro giocatore da tenere sotto la lente di ingrandimento è De Martis, no? Tu conosci bene, io conosco, ci hai giocato insieme, no? Sì, un giocatore molto estroso, sicuramente forma un tridente di tutto spessore per la categoria, quindi i tifosi clivensi insomma possono essere assolutamente contenti dell'allestimento della squadra e fiduciosi in vista del proseguo della stagione, ecco. Sì, l'allestimento della squadra è stata una squadra creata con questo casting, un po' una novità, anzi una novità assoluta, penso, nel calcio dilettantistico, ma insomma che io gli unici ricordi che ho di una cosa che si assomiglia un po' è quando Campioni il con sogno. Ciccio Graziani, mi hai anticipato. Però è stato una bella intuizione trovare giocatori, reclutare giocatori, e come diceva Sergio Pellissier, non si aspettava di trovarsi al campo al Paganini Center, quando c'è stato appunto il casting, trovarsi giocatori che venissero dalla Sicilia, dalle Marche, insomma, da fuori regione Veneto. È stata una sorpresa, e questo ha fatto subito capire che questa squadra ha le potenzialità, ma anche ha gli occhi puntati non solo del calcio veronese, ma di tutto il calcio nazionale. Adesso questa azione fermata sempre dalla difesa del Soave che sparacchia, ma la Clivense sicuramente cerca più il gioco, ecco, in questo caso lancio lungo su Anastasi che mette al centro, palla deviata, arriva il primo calcio d'angolo della partita per la Clivense. Siamo arrivati al minuto al minuto al sesto minuto di questo primo tempo. Tanto ringraziamo ovviamente tutti voi che ci state seguendo da Facebook, dalla diretta Facebook, trasmessa ovviamente da Avelia HD, partner della Clivense. E ecco, intanto Anastasi che si incespica un attimo, anticipa il portiere, però l'arbitro aveva già fischiato, probabilmente
probabilmente un fuorigioco, mi sembra, Teo. Sì, Albi. No, dirimente secondo me nel corso della stagione e nello specifico di questa partita risulterà la mano di Allegretti, che è comunque un tecnico con un'esperienza profonda da calciatore, e questo come sai bene fa spesso la differenza, aver vissuto in prima persona ad altissimi livelli dinamiche che seppur nel calcio dilettantistico poi si ripropongono, e comunque la scorsa stagione era il tecnico del Monza, appunto un'altra realtà in rampa di lancio, sì. con qualche budget leggermente superiore della Clivense, ma al di là delle battute, sì, Allegretti conosce, avendo giocato a alti livelli, conosce le dinamiche di spogliatoio, che sono dinamiche che sia terza categoria, Serie A, insomma, le dinamiche di spogliatoio sono quelle, e da quello che si è potuto percepire in queste prime battute sarà fondamentale riuscire a creare questa coesione tra giocatori che si conoscono da pochissimo tempo, e al di là dell'aspetto tecnico Allegretti dovrà lavorare molto su questo, dovrà essere lui poi anche il collante di questa squadra. Certo, soprattutto un gruppo giovane come quello della Clivense necessita innanzitutto di figure di riferimento, e penso che nello scacchiere siano ben presenti, no? E le figure a cui ancorarsi anche magari nei momenti più complessi della stagione. Poi il mister è chiaro che fa tutta la differenza del mondo. Certo, poi sapere anche che hai un presidente come Sergio Pellissier sicuramente è un motivo in più per far bene, è uno stimolo in più. Poi ricordiamo che Sergio, oltre ad essere presidente, è anche tesserato, quindi ci aspettiamo prima o poi di poterlo vedere in campo. Lui l'ha detto che magari all'ultima di campionato o una delle ultime partite di campionato gli farebbe piacere esordire, insomma, conoscendolo sicuramente esordirà. Il rischio è di poterlo vedere, secondo me, qualche partita in più, non solo per l'ultima di campionato. Conoscendolo, Albi, la certezza è che la gamba indietro non la tirerà lo stesso. Assolutamente. Tanto ancora la Clivense in attacco, la palla scaricata su Anastasi, che però non riesce ad agganciarla, e riparte il Soave con il numero 6 Puzza, che viene fermato, rimane a terra. Riparte De Martis, che anche lui viene fermato, ma l'arbitro lascia giocare. Ancora a terra Pozza del Soave, che sembra aver subito un brutto colpo alla caviglia. Palla esce in rimessa laterale e l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del numero 6 in maglia nera Pozza. Mi sembra che sia stato uno scontro fortuito, forse ci è andato un po' col piede, come si dice, no? Col piede mollo, e quindi magari un po' di torsione sulla caviglia. Adesso vedremo, speriamo non sia nulla di grave ovviamente per il numero 6 del Soave. Intanto, guardando, noi siamo all'interno, siamo, no, come si dice, nel gabbiotto di commento, e però guardando fuori anche oggi assolutamente un gran colpo d'occhio, sì, gradinate assolutamente piene. Si mantiene alto l'interesse, come è giusto che sia. Qui abbiamo i nostri amici di Avelia che vengono a controllare che tutto funzioni. Noi diciamo assolutamente tutto funziona, che è una meraviglia. Tanto vediamo Pozza, mi sembra che comunque sta corricchiando, perciò nulla di grave, uscirà e rientrerà sicuramente. Rimessa laterale intanto per la Clivense, palla a Pavoni e si riparte. Siamo al 10° minuto e qualche secondo, ancora 0-0 il punteggio tra Clivense e Soave. Comunque Teo, vedo che ovvio la Clivense è più propositiva in attacco, però Soave si sta difendendo in modo abbastanza pulito, con molta attenzione, punta molto sull'anticipo, mi sembra, e quindi non è assolutamente una passeggiata. Mentre adesso vediamo De Martis, mi sembra De Martis o Inzerauto. Vi chiediamo scusa perché comunque, al di là che stiamo parlando di terza categoria, i giocatori non ce ne vogliono, non sono famosissimi, e poi siamo in una posizione che comunque non è che vediamo benissimo i numeri, perciò non abbiamo le regie come Sky o cose del genere, quindi tanto attenzione,
un traversone, il portiere del Soave Masconale ha smanacciato e non è riuscito a ribattere in rete mi sembra il numero De Martis, il numero 10, il tuo ex compagno di squadra De Martis non è riuscito a mettere dentro, quindi direi prima occasione all'11° per la Clivense con De Martis, palla fuori, ma riparte la Clivense ancora, questa palla filtrante bella, però ottimo l'intervento del numero 3 Gazzabini, che riesce ad anticipare l'attaccante niente, palla lunga, questa è una palla troppo lunga, troppo in profondità per Remedial. sì, no, stavo riguardando adesso perché noi abbiamo un attimo di ritardo sulle immagini, no? Quello che vediamo è quello che viene trasmesso, quindi stavo rivedendo l'azione e sì, la palla è troppo lunga e quindi nulla di fatto per la Clivense. Albi, chiaro lo spartito tattico della partita. Clivense più propositiva sicuramente, più qualità nei piedi, Soave più attendista, che giocherà sicuramente più di contropiede, però davanti veramente la Clivense ha 3 funamboli che possono cambiarla, come si suol dire, in qualsiasi momento. Veramente Inzerauto quando parte è un funambolo che è difficile da rapido, da fermare, piedi buoni, brevilineo. sì. E invece Anastasi è il classico centravanti di riferimento là, che apre gli spazi. Eccola qua l'azione, palla al centro per De Martis che viene anticipato, la palla rimane comunque lì e niente, viene spazzata via dal numero 2 dalla Rosa, però la Clivense insiste, palla al centro per Anastasi, ma fa buona guardia Masconale, esce ed anticipa il numero 9 della Clivense. Adesso sembra che un po' i ritmi stiano un po' alzando, soprattutto per la Clivense che sta pressando un po' di più e Soave fatica a superare addirittura il centrocampo. Comunque la Clivense fa un pressing abbastanza alto già con la linea difensiva. Albi, è bello rivedere, al di là di tutto, 22 giocatori che si fronteggiano su un campo di calcio, perché ricordiamo che il calcio dilettantistico negli ultimi 2 anni è stato veramente martoriato. A parte lo stop dovuto al Covid, l'anno scorso c'è stata una ripresa. Attenzione, il Soave va al tiro, è un bel tiro del numero, se si gira diciamo del numero 10 Avesani, ma Pavoni ha bloccato bene la palla, tiro forte ma centrale, quindi nessun problema appunto per il numero 1 della Clivense, e Clivense che riparte. Sì, dicevi, calcio dilettantistico è stato martoriato in questi ultimi 2 anni ed è quello che ha patito di più e ha subito di più questi stop, anche perché ha pagato lo scotto della ripartenza lo scorso anno, 5-6 partite e poi di nuovo uno stop che di fatto ha tagliato le gambe a molte società che comunque si erano premunite per ripartire in sicurezza e che poi di fatto si sono dovute fermare per un lungo periodo fino ad agosto 2021. Tu ne sai anche qualcosa, ne so qualcosa, sì, è un bello spot per il domani. Per il domani, per l'oggi, per il domani, l'attenzione è quello che dicevo prima, no, all'inizio partita. Avere una lente di ingrandimento come la Clivense su questa categoria, su questo calcio che è ancora il calcio semplice, perché al di là dei numeri, degli sponsor, delle dirette Facebook, così è ancora il calcio semplice, quello che piace, quello che tutti possono giocare, tutti insomma, se si ha, ovviamente io non potrei, ma tu potresti ancora giocare tranquillamente nella Clivense, però ecco, è questo che piace, e la gente è qui oggi sì per vedere Sergio Pellissier, per vedere Enzo Zanin, per ricordare quello che è stato il Chievo, ma per spingere questo progetto, ma soprattutto qui per vedere 22 giocatori in campo che si divertono, che giocano, che segnano, che soffrono, che poi alla fine comunque vanno a casa stanchi e contenti, che vivono nella stessa casa per tutta una stagione. Sì, a me piace definire il dilettantismo come
uno sport non professionistico ma che richiede professionalità, e questo certo. secondo me è una componente inscindibile del Assolutamente. calcio nelle categorie più basse, Sì. ma magari un neofita della disciplina pensa che il calcio dilettantistico sia un po' un... Attenzione. Attenzione, Anastasi che ha cercato, sì, si cercano sempre con molta attenzione i i tre attaccanti, perché di fatto anche De Martis insomma è un terzo d'attacco. Adesso vediamo questo angolo, noi abbiamo l'angolo buio della nostra postazione, comunque la palla è uscita. Adesso ci guardiamo il replay così vi diciamo cosa è successo. No, la palla è uscita e quindi niente di fatto. 17esimo e 20 secondi sul cronometro. Clivense 0, Soave 0. La formazione del Soave sta resistendo, ovviamente. Quello che poi abbiamo visto anche nell'altra partita qui dell'Olivieri, la prima partita della Clivense tra le mura amiche, poi è la condizione, o meglio poi è anche il singolo che può fare la differenza, perché ricordiamo la partita vinta in casa dalla Clivense qui proprio per 2-0 per la terza di campionato contro il Corbiolo, vinto 3-0 contro il Corbiolo. Il primo tempo abbastanza combattuto, poi i singoli hanno fatto la differenza. Ancora tanto a terra ancora il numero 6 Pozza, che ha preso un altro colpo. Intanto Albi sentiamo Sì. i cori sostenuti insomma dei supporter della Clivense che si fanno sentire. Sì. Prima ci raccontava Giorgio Vincenzi che ha commentato la partita domenica scorsa, e lo voglio ringraziare pubblicamente perché noi siamo in due, quindi ce la raccontiamo un po', però Giorgio domenica scorsa ha dovuto far fronte anche a un'emergenza, quindi si è messo a disposizione da solo, ha commentato la partita, e quindi a lui va un ringraziamento particolare e speciale, perché non è facile assolutamente. Però ci raccontava domenica scorsa che alle golosine c'erano i tifosi della Clivense e c'erano anche dei tifosi dell'Hellas, ed è stato bello vedere questi tifosi dell'Hellas, ovviamente schierati per le golosine, che però a fine partita hanno chiamato Sergio Pellissier e hanno detto adesso andiamo a bere una birra insieme. Quindi al di là della rivalità, quando si arriva sui campi, su questi campi, quando si vedono queste partite, la rivalità è molto molto diluita, non nell'acqua, nella birra magari, però è come diciamo prima, è calcio vero, quindi non ci sono le tensioni che ci sono a livelli più alti, ed è anche questo il bello del calcio dilettantistico. Ricordiamo Alpi che oggi la Clivense ha come defezione Nicola Tenuti, difensore centrale, giusto? Sì, che è stato espulso. Scorsa partita insomma, Sì. È stato espulso, quindi Ha dovuto rivedere qualcosa mister Allegretti in fase difensiva, però i giocatori di qualità e di ruolo non mancano. Tanto Inzerauto non molla la presa, però la palla, adesso vediamo il replay perché ripeto abbiamo un angolo buio e quindi non riusciamo a vedere cosa succede nell'angolo alla nostra destra. Sì, fallo di Inzerauto, e quindi si riparte con un calcio di punizione. La palla è già tra i piedi di Pavoni e si riparte. Pavoni, che comunque abbiamo notato tende sempre a ripartire dal basso, non rilancia mai lungo, quindi proprio è una scelta a ripartire giocando la palla sin dalla propria area di rigore. Attenzione, cross al centro, e qui Inzerauto non riesce ad inquadrare la porta. Il cross non era male, però insomma, cosa dici Teo? un bel cross, la statura comunque di Inzerauto non ha aiutato, ma non è questa la sua qualità principale. Sì. Intanto ci fanno notare che sono davvero moltissimi. Sì, siete un bel numero, siamo quasi 180, siete quasi in 180 collegati, e quindi vi ringraziamo ovviamente, rimanete lì anche perché poi c'è anche una bella giornata, e insomma sapere che siete così tanti che ci guardate e che guardate soprattutto la Clivense dalla pagina Facebook, insomma
Beh, è un bel numero e ci fa un bel piacere. vedere. È un bel vedere per noi e spero sia anche un bel vedere e un bel sentire per voi. Ovviamente noi non siamo commentatori professionisti, noi ci mettiamo professionali, sì. professionali assolutamente, non si discute. Noi ci mettiamo la passione e vi raccontiamo quello che vediamo col nostro linguaggio. Se non vi piace, lo mettete silenzioso, dovete per forza ascoltarci. Invece se avete qualche commento, volete mandarci qualche commento, qualche domanda, noi possiamo leggere i vostri commenti, vi salutiamo e vi raccontiamo, vi rispondiamo alle vostre domande. Insomma, l'importante è che non ci mandate insulti, perché questi li banniamo subito. Istantaneamente, c'è già un filtro e quindi Partita ancora bloccata. Sì, bloccata. Adesso il Soave cerca tanto con queste palle lunghe che poi sono anche facile preda della difesa della Clivense. La classica pallombella, Albi. Sì, la pallombella, la pimpinella che insomma, per un difensore è facile da leggere, sì. La rimessa laterale De Pani che la mette su Inzerauto, salta ma viene contrastato bene e riparte, palla bassa, Soave con il numero 11 Biondani che se ne va sulla fascia, punta bello lo scarico sul numero 3 del Soave, cross al centro, questa è una bella palla, un bel cross del numero 3 Gazzabini, e la difesa della Clivense è riuscita a sventare bene questo cross, però bella azione del Soave. Adesso riparte la Clivense, questo lancio di Anastasi che viene controllato. Anastasi che insomma va anche a cercarsi un po' il pallone, se li va a prendere e cerca un po' di costruire lui, visto che là gliene arrivano pochi. Mi sembra che proprio sia questa l'intenzione di Anastasi, di andarseli un po' a prendere questi palloni. Certo, io ti segnalo comunque la dedizione difensiva di Inzerauto, perché non è riuscito a contrastare il cross del Soave, ma è un giocatore che si sacrifica molto per la squadra, e questo in ottica futura fa la differenza. Sono questi dettagli che caratterizzano i giocatori con grande prospettiva. Un giocatore che insomma, sicuramente tutti vorrebbero avere, perché guarda, adesso qui è in linea con i compagni di difesa, quindi è un giocatore che qua forse aveva anche commesso fallo, l'arbitro non l'ha visto, riparte Inzerauto. Ancora a terra Albi. Sì, ancora a terra il numero 3 Gazzabini, sì. No, scusate se ci siamo un attimo fermati, ma stiamo guardando un paio di cose che ci fanno un po' sorridere, però ci sta, insomma, in questo sabato sportivo calcistico veronese vedere delle cose che fanno sorridere fa bene, si quindi strappano una risata. sì, adesso chiamiamo anche il nostro amico Andrea e facciamo fare una risatina anche lui, così insomma si diverte anche lui, quindi dai. Non vi diciamo il perché, però così imparate a essere curiosi. Applausi intanto per il numero 3 Gazzabini, che si è rialzato un po' zoppicante, siamo un po' sofferenti, però insomma dovrebbe rientrare, anzi sicuramente rientrerà. Tanto analizziamo, a me piace molto la divisa del Soave, insomma un po' di terza maglia della Samp con queste strisce retro un po' retro, simmetrica, un classico, quella della Clivense, che ricordiamo i colori sociali sono il bianco e l'azzurro, una scelta voluta, una decisione presa da Sergio e Enzo, colori che non hanno alcun riferimento a quello che era il Chievo, che era giallo-blu, anche se la terza maglia è gialla-blu, però è richiamo della città di Verona, quindi ricordiamo poi molto bella anche la seconda maglia, un granata, quella veramente retro old style, che piace molto, e da quello che ho capito adesso tra un po' dovrebbero essere anche in vendita le maglie, esserci un po' di merchandising. Potrebbe essere la terza quarta nel tuo guardaroba, giusto? Sì, la quarta quinta forse.
sì, lì non entriamo in merito perché sulla collezione maglie da calcio ormai rischio lo sfratto perché siamo a livelli quasi patologici, però piuttosto di avere altri vizi, insomma, accontentiamoci, dai, insomma. Tanto siamo arrivati al minuto, un attimo qui, vediamo, al minuto 26, sempre 0-0. Si è un po' fermata, no? La potenza d'attacco della Clivense è un po' rallentata, la partita adesso è proprio il classico momento di, come si dice, no? Le squadre che le tira il FIA. Un attimino che, anche perché oggi la temperatura non è assolutamente da autunnale, perché comunque il sole scalda ancora e probabilmente un po' di caldo si sentirà anche lì in campo. Attenzione, un tiro molto pretenzioso, ha cercato un tiro a giro che però non ha assolutamente impensierito il portiere Masconale, tiro che è stato scagliato a distanza anche considerevole, quindi insomma non possiamo annoverarlo come occasione da gol. Tiro che è stato tirato da Vitale, è stato fatto da Vitale, numero 8 della Clivense. C'è anche da segnalare un manto erboso diverso rispetto magari al classico manto erboso a cui è abituato il Soave, quindi sono dinamiche che, avendo giocato tanti anni a calcio, possono influire. Comunque il sintetico bene, è tutta un'altra cosa, il rimbalzo della palla è completamente diverso, anche a livello fisico. Attenzione, tanto in zero out, e questa è una bella occasione, un pallone lanciato dalla tre quarti, è arrivato a Inzer Auto che è riuscito a trovare, è riuscito a liberarsi, o meglio il difensore non è riuscito a intercettare la palla. Inzer Auto ha cercato di piazzare la palla sul secondo palo, non ha avuto fortuna, però diciamo forse questa è la migliore occasione della partita per la Clivense, con appunto Inzer Auto al minuto 28. Allora, insomma, commenti che girino d'orgoglio. Noi leggiamo, dopo sembra che leggi tu, Teo, dai, perché dopo leggi il commento. Ringraziamo Siro Rigoni che ci... Intanto vediamo cosa succede con Vitale che dà la palla all'Anastasi che cerca il tiro, altra occasione, questa è un'altra occasione. Anastasi ha cercato di incrociare il tiro, anche qui è uscita di un metro abbondante sul secondo palo, però questa è una buona giocata. Questa è una bella giocata, sì. Sono emerse un po' le pregresse esperienze calcistiche del 9 Clivense, che ha fatto uscire di poco la palla. 29esimo, quindi azione pericolosa di Anastasi, palla sul fondo. Allora, eravamo a commentare il commento di Siro Rigoni. Siete due bravi ragazzi professionali che si ascoltano volentieri. Ragazzi, ti stai dicendo di te, ragazzi, insomma. Vabbè, tu sei un eterno giovane, lo sappiamo. Sì, un Peter Pan. Se le partite della Clivense le trasmetterete sempre in diretta, ne avrò un gran piacere, vi seguirò affezionato da anni di Chievo. Grazie Siro Rigoni, e ci fa anche un buon lavoro. Allora, per noi questo non è un lavoro, diciamo, è pura passione, quindi siamo veramente contenti di potervi raccontare quello che vediamo con il nostro linguaggio, non da Sky ma da campo, giustamente da campo di terza categoria, quindi con un linguaggio semplice, con quello che ci viene da dire. Ovviamente noi siamo qua per questo, quindi non ci chiedete di più, di meno no, di più è dura chiedere di più. No, insomma, dai, adesso potrebbero chiederci di star zitti, quello sarebbe il meno, state zitti, allora noi, ma c'è il pulsante, esatto. Tanto palla ancora a Masconale che rimette in gioco. Nel frattempo è uscito per infortunio, ma sta rientrando, mi sembra sia il numero 8 Bari del Soave. Palla fuori nel frattempo del Soave. Questi ultimi 3 minuti, due occasioni abbastanza pulite per la Clivense, prima con Inzer Auto e poi con Anastasi, che hanno calciato fuori sempre sul secondo palo e sempre di un metro abbondante.
Comunque direi che la Clivense si è rifatta vedere in attacco. Adesso intanto fallo del numero 5 della Clivense e Lattimi sull'attaccante del Soave, e calcio di punizione sulla tre quarti appunto per il Soave, che verrà battuto dal numero 11 Biondani. Io chiudo. No, scusate, commento di servizio, abbiamo chiuso una finestra perché faceva corrente, quindi attenzione, palla per il numero 9 Olivieri, che però è stato ben anticipato da Facciolo. Adesso è il Soave che si spinge un po' in avanti. Tanto qui sotto vediamo Sergio Pellissier e Enzo Zanini, sono qui, ovviamente guardano la partita, non poteva essere diversamente. Palla per Inzerauto che accelera, ma viene anticipato dal capitano del Soave. Messa in gioco, c'è un po' di fase di flipper, sto dicendo tamburello, di flipper di centrocampo. Adesso vediamo la Clivense che si sta rispingendo in avanti, ha ripreso un po' a macinare gioco in fase offensiva. Vediamo che i lanci o comunque le imbucate vengono spesso da parte di Castellucci, che riceve palla dalla difesa e poi dalla fase centrale di centrocampo è lui che cerca le imbeccate, o il lancio lungo o l'imbeccata filtrante, esatto. Che sia basso oppure con un lancio spiovente, ma diciamo che è lui che cerca di dettare i ritmi di gioco e di dare i palloni in profondità, quindi sempre comunque con molta attenzione. Rimessa laterale per il Soave. Albio, ti segnalo una bella intervista rilasciata dal presidente Sergio alla Gazzetta dello Sport la scorsa settimana, in cui testimoniava comunque la volontà di ritornare tra i professionisti nel minor tempo possibile. 5 anni, magari non saranno 5 anni, però già questo comunque è un termometro comunque affidabile per tarare un po' la volontà della società di tornare grande nel minor tempo possibile. Assolutamente sì, e non è una questione di fare voli pindalici o quant'altro, è l'idea di fare le cose con un progetto importante, ed è giusto avere delle ambizioni ed è giusto pensare in grande, anche perché insomma Sergio e Enzo hanno scritto pagine importanti, hanno giocato a livelli molto alti, sanno dove e come muoversi in questo ambito. Certo non sarà facile perché si riparte qui proprio da zero. Un altro per dire, un altro punto importante della Clivense sarà quello di trovare poi una propria identità anche come impianto sportivo. Si parlava di un impianto sportivo all'inglese con tanti campi da calcio dove far giocare le giovanili, la prima squadra. Mi sembra che da queste prime battute il Verona e anche attenzione, tiro di De Martis, questa è stata un'altra bella occasione. De Martis ha ricevuto palla, è arrivato al limite dell'area e poi ha calciato bene. Masconale ha sventato il tiro in 2 tempi, è stato bravo a andare poi sul secondo rimbalzo della palla e fare suo il pallone. Quindi 36esimo, altra occasione per la Clivense con De Martis. Ottimo spunto, Albi, di De Martis, sempre pimpante, soprattutto in questa fase centrale del primo tempo. Attenzione,
palla lunga. No, ti dicevo, molto pimpante in questa fase centrale del primo tempo. Ottima anche la risposta di Masconale, che ha dimostrato sicurezza. E queste sono le classiche parate che fanno rasserenare tutta la retroguardia. Sì, certo, perché ha dato proprio l'impressione di essere pronto, deciso, e ha sventato questo tiro che non era semplice. Adesso possiamo già vedere nel nostro tabellino, sono 5 le occasioni per la Clivense, 2 da parte di De Martis, 2 di Inzerhout e 1 di Anastasi. Quindi mentre per quanto ci riguarda il Soave, l'unico tiro è arrivato al 30° circa ed è stato fermato agevolmente da Pavoni, quindi diciamo che come occasioni siamo 5-1 per la Clivense, anche se poi le occasioni non fanno risultato, però statistica è giusto segnarcele anche queste cose qui. Anastasi allarga per Inzerhout, la palla però viene intercettata bene, forse era anche un po' corta, però l'idea di Anastasi era sicuramente buona. Sì, dicevamo, Verona, le istituzioni, ma anche gli sponsor, alcuni sponsor stanno rispondendo presente, sono interessati a questo progetto. È ovvio che una terza categoria ha un tipo di visibilità, ha anche dei costi. Attenzione invece De Martis, che ha aperto sulla fascia, il pallone viene deviato in calcio d'angolo, e terzo calcio d'angolo, mi si è allappata la lingua. Terzo calcio d'angolo per la Clivense. Teo, commenta tu che bevo un goccio d'acqua, guarda che... No, ottimo spunto di De Martins, che si è divincolato bene al limite dell'area, aperto sull'esterno sinistro, e vediamo adesso cosa ne uscirà. Calcio d'angolo messo bene al centro, esce bene il portiere del Soave, palla rimane in gioco, sembrava destinata ad uscire ma è stata tenuta in gioco, palla che gira al limite sulla tre quarti, palla filtrante per De Martis. Attenzione, questa azione prolungata in area del Soave, che viene deviata ancora, la palla ancora in calcio d'angolo, ed è il quarto calcio d'angolo per la Clivense. Dopo finiamo il discorso legato all'attenzione appunto sulla società di Sergio Pellissier. Intanto vediamo come ancora palla messa al centro, esce Masconale, perde la palla, poi la recupera, nulla di fatto. Albi, il mio pensiero in merito è che le scale siano formate da gradini, e quindi per arrivare in alto bisogna percorrerli questi gradini, certo, no? E questo è il primo di tanti, quindi già la volontà di essersi messo le scarpe e di percorrere nella scalata è, secondo me, determinante, no? Assolutamente, anche perché se vogliamo dirla tutta, Sergio non aveva bisogno di fare una cosa del genere, anche Enzo non aveva bisogno di rimettersi in gioco. Sarebbe stato forse più semplice per lui rimanere fuori, magari andare a fare il commentatore come fanno tanti ex giocatori, trovarsi un ruolo un po' defilato, e invece ha voluto mettersi in gioco. Intanto attenzione, palla recuperata ma persa, purtroppo era una buona occasione questa, ma dal recupero palla poi non è scaturito nulla di buono, ma buona invece la fase difensiva anche della Clivense. Anastasi si libera bene, allarga per Inzerhout punta il difensore del Soave, ma il suo tiro è facile preda di Masconale. Un po' velleitario questo tiro. Sì, poteva fare un po' meglio. Poteva fare di più, era sul lato sinistro del campo, quindi aveva la possibilità col suo destro di far male, ma purtroppo per la Clivense non è riuscito nessun intento. Ha strozzato un po' il tiro, quindi, però noi la segniamo perché comunque è stata un'azione che ben manovrata da Anastasi, non conclusa benissimo da Inzerhout, però la Clivense era lì. Comincia
a muoversi qualcosa sulla panchina della certo, Clivense, certo, magari certo. sicuramente mister Allegretti valuterà qualcosa per cambiare un po' l'inerzia di una partita che per il momento rimane molto bloccata. Molto bloccata, sì, tanta buona volontà, tanta ricerca di giocare la palla e di cercare la profondità, però occasioni sì, ce ne sono state, però forse ci si aspettava magari di vedere già un gol. Ovviamente ci sono anche gli avversari, il Soave sta facendo la sua partita, si sta difendendo bene, quindi nessun demerito da parte di entrambe le formazioni, stanno facendo la loro partita. Sì, tutte e due i giocatori non si stanno assolutamente risparmiando. Qui viene fischiato un fallo a El Hatimi che ha un po' trattenuto il numero 9 Olivieri del Soave. Albi, permettimi un plauso anche al direttore di gara, il signor Pasquato. Sì. Avendo vissuto tanto calcio, io ti posso assicurare che arbitrare una gara del genere in un campionato come la terza categoria non è semplice, ci vuole anche tanta passione in quel senso lì, e molto spesso lo vediamo, insomma, con episodi poco gradevoli che vengono agli onori della cronaca. La professione dell'arbitro, perché comunque è un'attività svolta con professionalità, è molto complessa in queste categorie e denota passione lo stesso. Sì, anche perché non hai gli assistenti di linea, i fuorigioco te li devi vedere tu, quindi insomma, arbitrare in queste categorie, oltre ad essere una gavetta vera, è sicuramente un ruolo non facile e, come dici tu, un ruolo che viene svolto esclusivamente per grande passione. Poi ricordiamoci che tante volte si critica l'arbitro, ma senza l'arbitro non si potrebbe giocare, quindi è una figura indispensabile. A volte bisognerebbe ricordarselo prima di criticarlo, insultarlo o mandargli le peggiori maledizioni. Possiamo reinventarci come Gabbiotto del VAR eventualmente. Sì, no, del Gabbiotto del bar magari portiamo qua un po' di bibite e ci mettiamo in proprio a fare il Gabbiotto del bar. Sì, dai, ci sto. Ora siamo arrivati al 43esimo, pochi minuti, un paio forse più, sì, un paio di recupero penso per quei paio di infortuni. Intanto Anastasi che recupera la palla, allarga bene, un po' corta la palla, era buona la corsa di De Martis, ma la palla è rimasta un po' indietro ed è stata spazzata fuori dalla difesa del Soave. Rimessa laterale, palla che rimane lì, colpo di tacco involontario del numero 5 Girardi, che di fatto passa la palla a Masconale, che rimette in gioco. Sì, diciamo Albi che a meno di sorprese la partita si avvia verso sì, direi che gli spogliatoi, insomma, poi nella ripresa vedremo quali mosse metterà in campo Allegretti. Mister Allegretti, vedremo cosa si inventerà. Sicuramente in panchina, ricordiamolo, oltre al secondo portiere Squizzi c'è, dai, dilli tu. Abbiamo il numero 13 Vallese, Beneduce, Felici, Dei Seppi, Fasolo, Davì, Cavallaro e Olivieri. Quindi insomma le frecce nella faretra ce ne sono. No, adesso non parlare difficile perché la faretra dopo ci credono veramente, dopo forbiti, invece siamo dei cialtroni. No, dai, scherzo. Attenzione però che il Soave con questa palla chiude il primo tempo in attacco, per fortuna della Clivense, che la palla è stata intercettata perché il numero 7 Brutti del Soave ha avuto la palla buona per calciare verso la porta di difesa da Pavoni. Fondamentale è stato il recupero, ci sembra, del numero 6 Facciolo, e quindi nulla di fatto, però anche questa è stata un'occasione importante, anzi arriva il calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo per il Soave, e siamo al 45esimo. Vedremo quanto farà recuperare
il signor Pasquato. Cross al centro, la palla che rimane lì. C'è stato uno scontro a centro area tra il numero 4 Castellucci della Clivense e il capitano del Soave, che è a terra. Adesso non chiedeteci se era rigore o meno, perché non abbiamo replay e a noi è sembrato uno scontro fortuito. Entrambi stavano andando verso la palla e si sono scontrati, quindi non stiamo neanche qui a discutere l'episodio. Teo, se dopo vuoi fare il moviolone, ma c'è Cesare che mi sta mandando esatto, la moviola live. In panchina con il numero 18 Davi, che segnò e chiuse di fatto la partita, la prima partita contro il Verona Arena, segnando il gol del 2-0 al 35esimo del secondo tempo. Hai visto la moviola? Che dici? Confermo la tua opinione, Albi, non potevo discostarmi. Beh, comunque anche ovviamente, se fosse stato evidente il penalty, ma niente di che, contrasto assolutamente fortuito. Tanto stiamo aspettando che la palla venga rimessa in gioco da Pavoni. Non abbiamo visto quanti minuti ha indicato, se li ha indicati il signor Pasquato. Tanto la palla rimessa in gioco da Pavoni. Anastasi cerca di contrastare e contrasta con efficacia i difensori del Soave. La palla esce in rimessa laterale proprio per la formazione in maglia nera. Eccolo qua, il fischio finale è proprio questo. Dopo un minuto di recupero circa finisce questo primo tempo tra Clivense e Soave, risultato a reti bianche 0-0, una partita combattuta, piacevole, alcuni tratti un po' soft, ma comunque sono viste due formazioni molto combattive, e quindi il secondo tempo sicuramente oltre a regalarci, ci auguriamo, qualche gol, sicuramente ci regalerà emozioni. E noi adesso andiamo a berci un tè fresco, un caffè, una bibita, e ci vediamo per il secondo tempo tra una decina di minuti circa. A dopo, ciao! Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Amici, siamo ritornati, scusate il ritardo ma abbiamo avuto qualche problemino tecnico e ci scusiamo per questo ritardo non colpevole ma giustificato. Scusate, vabbè, abbiamo avuto qualche problemino. Siamo qua, secondo tempo che è ripartito, Clivense già in attacco con Anastasi. Nel frattempo possiamo già vedere, dopo vedremo al posto di chi, però è entrato il numero 15 Felici nella Clivense, ora cercheremo di individuare al posto di chi è entrato. Comunque numero 15 Felici, al posto ci sembra del numero 7, se non sbaglio del numero 7 Mehmedi. Adesso saremo più precisi tra qualche minuto. Intanto primo calcio d'angolo della ripresa che si presta a battere Inzerauto. Ecco la palla nel mucchio, salta Anastasi, la palla rimane lì e il numero Bari, ci sembra, sì, Bari, anzi no, non era Bari, dopo vi diremo chi è stato, comunque ha anticipato l'uscita di Masconale e quindi secondo calcio d'angolo per la Clivense. Parte la palla nel mucchio, colpo di testa che finisce alto sopra la traversa e colpo di testa ci sembra di De Martis, sì, di De Martis, e nulla di fatto. E quindi al secondo minuto del secondo tempo De Martis, colpo di testa alto sopra la traversa. Iniziato forte Albi, Sì. questa ripresa della Clivense con lo spirito giusto, insomma subito un'occasione importante, adesso nuovamente comunque nella metà campo del Soave, Sì. Buona ripartenza. Ora cerca il Soave di uscire dalla fase difensiva ma niente di fatto, anticipo netto del numero 5 Elatmi e palla in out, in rimessa laterale. Tanto stavamo guardando prima io e Matteo i vostri commenti. Beh, intanto vi salutiamo ovviamente tutti. Non si vede più tanto bene adesso, ci dicono, ma lo giriamo alla regia, forse sarà una questione momentanea, anzi sicuramente è una cosa momentanea, quindi
fateci sapere che insomma è importante avere un vostro riscontro anche dal punto di vista tecnico, se tutto funziona. Ecco, un commento, no, di Mirko Giora che dice: in terza è solo temporaneo, il prossimo anno saranno in Serie D molto probabilmente, quindi sì, si parla già appunto di questa possibilità già dall'anno prossimo di avere una Clivense in Serie D. Ovviamente intanto vediamo questa bella azione del numero 8 della Clivense, Vitale, ribattuto dalla difesa del Soave, e quindi palla fuori. Intanto vediamo anche tra il pubblico ci sono diversi cameraman delle TV locali, quindi ulteriore testimonianza dell'attenzione della formazione clivense. Anche nel Soave c'è stata una sostituzione, è entrato il numero 16 Trotti, e adesso cercheremo di capire per esclusione al posto di chi. Teo, dammi una mano a capire chi manca dell'11 iniziale, così facciamo anche bella figura, insomma siamo anche più precisi. Ecco, intanto bel colpo di testa di Anastasi per Inzerauto in area, si libera del difensore, viene contrastato, salve che il portiere Inzerauto e spara fuori. Incredibile, era fatto tutto bene Inzerauto, si era incuneato in area, aveva avuto anche un rimpallo favorevole, scartato anche Masconale, poi sul più bello la palla è stata calciata fuori. Questa è una clamorosa occasione, possiamo dirlo, per Inzerauto, che un po' di leziosità, Albi. Sì, aveva la possibilità di concludere prima e sicuramente avrebbe raccolto il bottino grosso, come si suol dire, però ha voluto scartare ulteriormente il portiere e purtroppo la palla è uscita. Si è fatto ingolosire, probabilmente se calciava prima di scartare il portiere, come dici tu, la conclusione poteva avere esito sicuramente più felice. Intanto il numero 15 Felici, che cerca di mettere al centro. Anastasi di fisico recupera la palla, la mette al centro, purtroppo non c'è nessuno. Anche qui si è notata, no, la fisicità di Anastasi, che solamente piazzando il corpo tra lui e il pallone è riuscito a recuperare. Intanto ancora a terra come nel primo tempo il numero 6 Puzza, ancora sulla caviglia, sarà particolarmente dolorante. Allora ci arriva dalla regia un suggerimento, al di là, no, di seguire la partita sulla pagina Facebook della Clivense e anche sulla pagina Facebook ci facciamo un po' di pubblicità di Sport di Più Magazine. Il consiglio è quello di registrarvi alla pagina YouTube della Clivense. Lì si vede, ci dicono sempre bene, e più il segnale è più pulito. Se qualche volta vedete male, ovviamente la colpa, tra virgolette, è di YouTube. Quindi consiglio, andate sulla pagina YouTube della Clivense, iscrivetevi e lì potete vedere sempre la partita con grande qualità. Memedi Albi ha lasciato il posto al numero 15 Felici. Perfetto, benissimo, allora ci siamo. Una partita un po' ruvida in questo frangente, sì, no? Sì, si è un sì, po' incattivita e la Clivente dovrà essere brava un po' a stemperare questa fase, riuscendo a proporre continuamente il proprio gioco. Ma pensi che sia, ti faccio una domanda, nervosismo perché non riesce ad essere incisiva come vorrebbe la Clivense, o è un nervosismo figlia anche un po' della stanchezza? È un classico è un frangente della partita, ci sono, come ben sai, dei momenti, e questo è uno dei momenti forse più combattuti, e quindi provoca anche delle infrazioni
di gioco. Sì. C'è qualcuno che ci scrive: Davide Pietro De Palma, io volevo partecipare ma non ho il fisico adatto. Beh Davide, anche noi non abbiamo il fisico, partecipa tifando, che anche questo è una cosa importante. Questa squadra, questa formazione, questa società ha bisogno di tutti, ha bisogno di un supporto, ha bisogno di vicinanza. Attenzione, bella l'azione del numero 8 Vitale, che mette la palla al centro, in out, tenta il tiro, niente, palla alta, no, non è stato il tiro di Felici. Dobbiamo ancora inquadrarlo Felici, ma adesso l'abbiamo visto, adesso non sbagliamo più. Palla alta sopra la traversa. Intanto c'è una sostituzione da parte del Soave, è uscito il numero 9 Olivieri ed è entrato in campo il numero 19 Albertini. È anche un po' nell'interesse del Soave quello di stemperare il momento, evitando l'arrembaggio iniziale che era prevedibile della Clivense e portando la partita su binari diversi e più consoni, no? Alla gara che ha preparato. Tanto ancora movimento sulla panchina di mister Allegretti, forse proverà a cambiare qualcosa. Sì, ma penso anche da parte di mister Van Dien del Soave si stanno scaldando un paio di uomini, quindi penso che anche da parte del Soave ci saranno delle sostituzioni. Intanto vediamo questo pallone messo da Facciolo verso l'area del Soave, si combatte, eccolo qua, punizione, punizione proprio al limite e ammonizione per il capitano numero 4 Tessari. Questa è una bella mattonella, Albi. Sì, una bella mattonella, è stato bravo Felici, che è entrato bene in partita. Felici ha portato movimento, ha portato rapidità sulla fascia destra e ha subito questo fallo proprio al limite dell'area, e ci sembra che l'incaricato della battuta sia il capitano della Clivense, il numero 6 Facciolo. Secondo te tira direttamente? Sì, la posizione invita a quello, ecco. Sì. Ancora qualche raccomandazione da parte del signor Pasquato alla barriera e anche alla controbarriera della Clivense. Tutto pronto, fischio, Facciolo prova il tiro, passa la palla, però viene ribattuta ancora Facciolo, però la palla finisce fuori, nulla di fatto. 11esimo. Albi, intanto ti segnalo che Davide De Palma ci saluta dalla Spagna, ci sta seguendo addirittura da un'altra nazione, così come Nicolò Fianco che ci segue da Valencia. Quindi... Stupenda Valencia, salutami Nicolò, salutami Valencia, città meravigliosa. Se io dovessi andare a vivere all'estero, un paio di opzioni le ho, una sicuramente è Valencia, perché è una città meravigliosa, una città sportiva con quel grande parco. Intanto vediamo Inzauto che mette la palla al centro, viene ribattuto, c'è questo grande parco creato nell'alveo del fiume, è una meraviglia. Salutami Valencia Nicolò, mi raccomando, e anche Oviedo, Davide, che non conosco, però salutami Oviedo. Fallo in attacco per Anastasi, e quindi palla, è un po' spezzettato il gioco. Sì, grida un po' ancora vendetta, l'occasione sbagliata da Inzerauto, poteva indirizzare la partita su trame diverse. Sì, avrebbe sicuramente cambiato l'inizio della partita, insomma, forse si sarebbe visto qualcosa di più.
interessante. Per ora si sta viaggiando un po' a vista. Messa per il Soave. Saluto intanto Albi anche Luca e Deniz da Milano. Ciò testimonia insomma una partecipazione sempre più coinvolgente, giornata dopo giornata. E Mirko Giora da Rotterdam. Ragazzi, ci fa molto piacere che ci seguiate da fuori Italia, a parte appunto da Luca da Milano, però continuate a seguirci, ci fa piacere, continuate a seguire la Clivense perché se lo merita, perché credo che darà tante soddisfazioni. Possiamo anticipare, Teo, che per noi è probabilmente l'ultima partita, questa qui. Come commento tu inizi e finisci oggi io è la seconda e probabilmente verrà fatto, ci raccontavano un casting per trovare la voce narrante delle partite della Clivense, quindi nei prossimi giorni sicuramente ci saranno delle novità da parte della società e quindi seguite il sito e i social perché insomma, stanno cercando una voce o delle voci per commentare la Clivense, quindi voi che siete a casa e che in questo momento state ascoltando la nostra voce potreste diventare voi la voce ufficiale della Clivense per la stagione 21-22. Intanto un giocatore della Clivense a terra e un giocatore del Soave pronto a entrare in campo. Tanto annunciamo già la sostituzione, ci sembra di aver visto il numero 7 del Soave Brutti lascia il posto al numero 20 Casagrande, se non ho visto male, esatto, no. Un saluto dalla provincia di Cuneo, bene, grazie. Cuneo molto vicina alla, poi vediamo un po' qui, insomma. Abbiamo ancora Antonio che ci saluta da Cosenza, da Davide, Brescia. Davide che ci dice che ci piace la nostra, gli piace la nostra telecronaca, insomma, grazie, ma credo che le voci dovranno essere delle altre, a meno che non succeda qualcosa di strano, ma penso proprio che l'intenzione della società sia quella di fare un casting. Bella questa cosa, dicevamo prima, no? Di dare a tutti la possibilità di essere protagonisti. Questo è un sistema, Albi, molto meritocratico, sia sul campo sia comunque a livello societario, perché tanto bella azione di Inzerauto che ha scambiato con Anastasi, cerca il fondo, si ferma, la cross la mette, la palla rimane lì e Anastasi viene anticipato dal numero 3 Gazzabini ed è ancora calcio d'angolo. Ecco la palla che arriva al centro, salta, esce male il portiere, eccolo qua il gol, eccolo qua, Anastasi, 1-0 per la Clivense. No, non è Anastasi, no. E la Timi, scusate. Numero 5, Scusate. Bellissimo questo gol, bello il pallone messo al centro da Inzerauto. Diciamo da rivedere l'uscita di Masconale, sì, però comunque però bravo El Hatimi a controllare la palla, anche perché da difensore centrale non è semplice avere un tempismo di infatti intervento io mi sono così efficace. Di dire Anastasi perché un po' si assomigliano come stazza e invece no, El Hatimi l'ha messa dentro. Complimenti per questo bel gol, il primo gol di El Hatimi con la maglia della Clivense al 17° minuto del secondo tempo. Cambia quindi il risultato qui all'Olivieri, Clivense in vantaggio per 1-0. Questo era il gol che avevamo cercato e chiamato ed è arrivato. Adesso vedremo su quali binari si indirizzerà la partita. Meritato secondo te il gol, il vantaggio? Sì, diciamo della che premia degli sforzi costanti. Già il Chievo era andato molto vicino, attenzione.
Inzerauto perde la palla, cross al centro, un po' di frenesia in questo momento, però Clivense in attacco e il pubblico applaude e apprezza. Chiudo Albi dicendoti che appunto è un gol che premia degli sforzi costanti, ripetuti e che denotano una superiorità comunque sul campo per quanto si è visto in questi 60 minuti di gioco, insomma. Sì, assolutamente sì. Nulla, ovviamente. Ecco, attenzione però, Anastasi recupera la palla, ruba la palla al numero 4 Tessari e poi sopravviene compagno di squadra e la palla termina in calcio d'angolo. Altro traversone di Inzerauto, la palla rimane lì, Anastasi, ancora Anastasi, se la mette dentro. Questo traversone era invitante, però la difesa del Soave ha fatto buona guardia. Adesso si procura un calcio di punizione la Clivense. Qua ci dicono Andrea Giarratana ci dice si vede meglio di DAZN, saluti dalla curva sud di Roma, e questo lo riportiamo agli atti. per i ragazzi di Avelia. Insomma, siete meglio Avelia, siete meglio di DAZN, cosa volete di più? Ancora calcio di punizione, ancora il capitano del Clivense che parte, tiro a giro, bravo il portiere del Soave Masconale che devia in calcio d'angolo. Adesso i calci d'angolo cominciano a essere parecchi, Matteo, comincia a essere la supremazia abbastanza evidente in questi primi 18-20 minuti del secondo tempo. Diciamo che si è giocato ad una porta sola ed è ancora calcio d'angolo, sì. Un altro calcio d'angolo su colpo di testa del Elatimi e la deviazione della difesa del Soave. Palla rimane lì, attenzione, altra occasione, forse qui c'era corner, sì, anche secondo me c'era il corner, poteva esserci, anzi adesso vediamo dal replay, sì, la deviazione mi sembra ci sia stata sul tiro di Castellucci. Altra occasione, lo segniamo al 21esimo, Castellucci. Con questo meccanismo, Albi, molto meritocratico, Sergio sta un po' rimettendo in piedi quell'anima della favola clivense, no? Di inizio anni 2000, che era fondata esclusivamente sul merito di un quartiere che poi di fatto si è affacciato al palcoscenico più importante a livello italiano, no? Sì, Sergio l'ha detto più volte, noi non siamo il Chievo, ma lo spirito che abbiamo imparato, il modo di vivere il calcio che abbiamo vissuto e imparato dal Chievo, noi vogliamo trasmetterlo, vogliamo portarlo alla Clivense, e questo sicuramente è un modo per non perdere, per mantenere vivo quello spirito, quella voglia di far calcio semplice però con obiettivi importanti. Credo che bisognerà avere pazienza, sicuramente bisognerà avere grande forza di volontà, perché arriveranno anche momenti difficili come sempre, no? Non ci sono solo i momenti facili, arriveranno anche momenti difficili, però io credo che i presupposti per far bene ci siano. Io vedo qui fuori, guardando la gente in tribuna, io vedo solo sorrisi, vedo gente contenta, felice, che si beve la sua birretta, che parla, che guarda la partita. Quando parti da queste basi le cose non possono andare male. Prima parlavamo anche dell'attenzione delle istituzioni, degli sponsor, alcuni
già presenti sulla maglia e bordo campo, altri sicuramente arriveranno, perché il progetto è buono, è un bel progetto, è un'idea bella, e quando le cose sono belle non si può non appoggiarle. Tanto esce di forza il centrocampo, il numero 6, Pozza forse è uno dei più attivi, è uno di quelli che ha giocato. Attenzione, palla per Inzerauto, bella Inzerauto, punta l'area, eccolo qua Inzerauto, 2-0, bella questa azione. Si è fatto perdonare sicuramente Inzerauto per quel gol sbagliato qualche minuto fa, ma questa incursione, palla filtrante, Inzerauto se è andato in velocità, è entrato in area, appena davanti al portiere l'ha battuto con un bel raso terra, e Clivense che al 24esimo del secondo tempo passa sul 2-0. Partita ormai incanalata, Teo. Sui binari che voleva mister Allegretti, diciamo che ha colpito nel momento opportuno. 10 minuti dopo l'inizio del secondo tempo, e in questo momento qua è veramente importante cristallizzare un risultato del genere, insomma, Albi. Sì. Gli avvisaglie c'erano state assolutamente, una partenza subito forte, e poi quei calci d'angolo a ripetizione, il Soave che insomma ha fatto un buon primo tempo. Questo secondo tempo è stato subito messo là, questo 1-2 nel giro di 5 minuti può pesare. Diciamo che paga un po' un atteggiamento fin troppo attendista il Soave, non è riuscito a far male nelle poche occasioni che ha creato, e ha quasi sempre aspettato le offensive del Chievo, e alla fine rischi di piegarla. Della Clivense. Pardon. No, ma ci sta, ma lapsus. Penso sia assolutamente comprensibile. Intanto Anastasi col fisico ancora recupera una palla, lancia Inzerauto. Anastasi ha fatto un gran lavoro di fisico, e come dicevamo prima, viene a prendersi la palla a centrocampo, ed è lui ad ispirare la manovra d'attacco. Grande intelligenza, grande fisico, grande esperienza per questo giocatore che lentamente, perché anche la stazza è importante, ma anche perché tutti un po' si sono potuti allenare insieme, però lentamente, come la della squadra, sta ingranando sempre di più. Ogni partita che passa si vede qualcosa di sempre più bello. Intanto esce Pozza, a mio avviso il migliore per quanto riguarda il Soave, ed entra al suo posto. Hai visto il cartello? No. Vediamo adesso si gira. Scorgiamo il numero. Bussiamo sul vetro, magari si gira. Eccolo là, ecco, me lo sono perso, il numero 18. Numero 18, sì, Ioculano. Ioculano, esattamente. Che va subito a cercare palla, la sistema, però di fatto lancia il numero 20 Olivieri della Clivense, anche lui è entrato. Ci siamo persi il cambio di Olivieri. Soave intanto che si spinge in attacco con questa rimessa laterale all'altezza della panchina della Clivense. Si cerca di alleggerire un po' la pressione Soave, riproponendosi in attacco, ma mi sembra che la difesa della Clivense sia ben piazzata. Inzerauto ha cercato Olivieri, palla un po' corta, però Inzerauto è un grande patrimonio di questa squadra. Sì. Il classico giocatore che può spaccare la gara in qualsiasi momento, veramente, veramente bene, al netto del gol che doveva segnare di fatto. Però è un po', no, dire il simbolo no, anche perché poi dopo, sai, io quando parlo di giocatori che possono diventare simboli, bisogna sempre stare molto attenti. Primo perché i simboli e le icone in una squadra non nascono dalla mattina alla sera, e quindi per diventare l'immagine di una squadra devi meritartelo.
Sergio insomma, è una testimonianza. Ma poi quando crei dei personaggi a livello di calcio dilettantistico c'è il rischio di creare, passatemi il termine, anche dei mostri. Esatto. Nel senso che bisogna sempre andare con i piedi di piombo. Siamo sempre, ricordiamo, calcio di dilettantismo, terza categoria, quindi quello che dici tu è sicuramente un patrimonio per questa squadra, ma deve essere un patrimonio e deve essere sempre in un contesto ben definito. Non andiamo a creare falsi miti, falsi personaggi o personaggi dei reality dove non ce n'è assolutamente bisogno, ma poi non penso che Sergio e Enzo lasciano spazio per questo tipo di messaggio, anzi. Nel frattempo è uscito l'autore del primo gol della Clivense e la Timi. Al suo posto è entrato il numero 14 Beneduce. Difensore per difensore, ci sembra di vedere, non cambia nulla a livello difensivo. Tanto calcio di punizione per il Soave, numero palla fuori sopra la traversa, non di tanto, però Pavoni era assolutamente sulla traiettoria, quindi questo tiro di Avesani non impedisce più di tanto il numero 1 del Clivense. Tanto ormai siamo alla mezz'ora del secondo tempo. Inzerauto nel frattempo si incunea, scambia con Anastasi. Bravo. Ancora Inzerauto per qui si interstardisce nel dribbling Felici, la palla rimane lì. Grande bella parata girata. Su tiro di Olivieri, bella parata di Masconale, un tiro che e viene anche ammonito Olivieri per poi trattenuta, un'occasione, questo tiro di Olivieri scaturito da un tiro da lontano di Beneduce, è stato intercettato da Olivieri che si è aggiustato la palla, ha calciato a botta sicura, ma Masconale ha risposto presente, e poi Olivieri è sempre lui per trattenuto, è stato ammonito dal signor Pasquato, che ha diretto bene, senza una direzione con polso saldo. Sì, ragazzi anche bravi in campo. Sì. Poi sai Albi, come una considerazione da fare è che giocare per vincere è sempre più complesso rispetto a giocare per salvarsi, è una pressione diversa, devi approcciare proprio la gara con un modo diverso, quindi non è scontato questo risultato, non è scontato un percorso che ti porta alla vittoria di un campionato, che è l'obiettivo, insomma, non celato della società. Assolutamente. Allora Davide Pietro De Palma chiede se si possono acquistare le divise con i numeri. Io non lo so sinceramente. Davide, prova a scrivere un messaggio sulla pagina Facebook della Clivense, vedrai che ti risponderanno senza problemi. Intanto esce il numero 8 Vitale, anche lui molto positivo la sua prova, anche lui uno dei protagonisti a centrocampo. Ed entra il numero 19 Gabriele Cavallaro. È emblematica un po' l'anagrafe anche dei subentranti, insomma, sono tutti giocatori molto giovani con grande prospettiva, e quindi tanto Inzerauto si aggiusta bene la palla, la dà per Anastasi che si libera bene, calcia ancora Masconale. Bella questa azione del duo d'attacco Inzerauto Anastasi, che si cercano, si trovano, che è una meraviglia, nel senso sanno come darsi la palla, sanno come riceverla. Questa coppia si sta veramente affinando sempre più. Ancora cross di Inzerauto per Anastasi, il Soave fatica ad uscire, però rilancia bene Avesani per il numero 20 Casagrande.
che punta l'area, lascia partire un tiro che viene ribattuto ancora a Vesani, che prova a piazzarla, nulla di fatto, e quindi non cambia il risultato quando siamo ormai al 33esimo di questo secondo tempo. Il Soave ha fatto un'altra sostituzione, Spallino per Biondani. 15/11. Mi sembra, Teo, che insomma quando mancano 12 minuti più o meno alla fine di questa partita, insomma, nel calcio non è mai, finché l'arbitro non fischia la fine, c'è sempre qualche speranza, no? Però mi sembra che ormai il risultato sia abbastanza definito, Consolidato, insomma, sì. Sì, il Chievo ormai sta amministrando con lucidità, che non è scontato, sì. E il Soave prova comunque con i tentativi, è giusto che sia così. Sì, giocarsi, anche perché insomma segnare un gol alla Clivense, insomma, è un orgoglio anche, ricordiamo, ad oggi con questi 2 gol la Clivense arriva a 6 gol fatti, 0 subiti, quindi difesa ancora immacolata. Riuscire a segnare un gol sarebbe comunque un orgoglio, comunque Sì, addirittura 8 gol fatti con questi. Sì. Quindi siamo su buone cifre. Sì. Calcio di punizione molto prevedibile da parte di Avesani. Pavoni blocca con sicurezza, senza alcun problema. Ora tiene un po' il pallone tra i piedi Pavoni, esce dalla sua area di rigore e rilancia lungo alla ricerca di Inzerauto. Ancora adesso è Olivieri che si aggiusta la palla, anzi no, la mette subito al centro, viene spazzata dalla difesa. Fallo subito dal capitano Facciolo. Buona anche la sua prestazione, Albi. Sì, assolutamente. Solida, sì, con grande esperienza al servizio della squadra. E intanto senti gli applausi per Inzerauto. Forse ha qualcosa da dire con il numero 16 Trotti. Applausi di Inzerauto per la curva giallo-blu per la Nord Side, ed entra Davì, che diciamo prima l'autore del secondo gol della Clivense nella prima partita di campionato contro il Verona Arena. Ora riparte il Soave, lancio lungo, ma la palla arriva proprio al numero 15 Spallino, che si guadagna un calcio d'angolo e alleggerisce la pressione della Clivense. Siamo al 37esimo minuto di questo secondo tempo. Ti scrivono Albi Inzerauto, lo Schillaci della Clivense. Sì, con le dovute proporzioni ci può stare, dai. Buona uscita di Pavoni che di pugni allontana. Anche Pavoni, insomma, ha dimostrato di essere sul pezzo in quelle poche occasioni che è stato chiamato in causa, ha risposto bene. Sempre presente. Sì, assolutamente. Soave comunque è da apprezzare la volontà del Soave di comunque continuare a giocare la partita, comunque cercare di impensierire
la difesa della Clivense, nonostante manchino pochi minuti alla fine della partita e sia sotto per 2-0. Sì, Albi una prestazione volitiva, quella del Soave non è riuscito a finalizzare comunque le poche occasioni che ha creato, però meritevole nel complesso, ecco, ha ben figurato. Assolutamente sì, assolutamente sì. Calcio di punizione, attenzione, bravo in questa occasione Pavoni, che è riuscito a neutralizzare un tentativo, però adesso attenzione, già la Clivense in attacco con il numero 18 David, molto rapido e bravo a guadagnare l'ennesimo calcio d'angolo. Ottimo l'intervento di Pavoni, Sì, è stato molto bravo. E qua si denota appunto un gran portiere, perché non sì, chiamato in causa pressoché per gran parte della partita, quando conta si va a trovare presente. È stato bravo a chiudere lo specchio della porta su tiro a botta sicura e anche in una posizione abbastanza ravvicinata. Quindi bene, Allegretti può dormire sonni tranquilli, che la fase difensiva funziona, non si prendono gol, il portiere è assolutamente una certezza. La fase offensiva, insomma, abbiamo visto anche oggi la qualità degli avanti, ma direi che è una squadra comunque ben assortita, che in ogni reparto ha giocatori che sanno dare del tuo alla palla e sanno cosa devono fare. Questo è lì la mano di mister Allegretti sicuramente si vede, i meccanismi. Attenzione, ancora Soave in avanti con il numero 10 Avesani. Poi Albi è sempre vera il detto che gli attaccanti ti fanno comprare i biglietti e le difese ti fanno vincere i campionati. Esatto, quindi esatto. Se confermerà questa solidità difensiva, e Chievo la Clivense, ancora il secondo refuso, può davvero puntare in alto, insomma, perché l'impermeabilità difensiva è una prerogativa fondamentale assolutamente per arrivare lontano, ecco. Bravissimo, ancora Felici, che si è incuneato, ha battuto a colpo sicuro, e bravo ancora Masconale, che a questo punto possiamo dire che è stato anche lui uno dei migliori in campo, perché ha fatto anche lui degli interventi sicuramente di ottima qualità. Sicuramente è grazie a lui che il passivo non è superiore, e siamo ancora sul 2-0. (41:41) sul cronometro. Adesso non ci saranno, non verranno segnalati minuti di recupero, a meno che l'arbitro non intenda far recuperare quei minuti, quei momenti di sosta per gli infortuni. Però adesso vedremo. Qua da casa ringraziano Avelia, che consente una trasmissione efficace. Applausi, assolutamente. Conosciamo Avelia da anni, si può essere assolutamente. David che cerca di portare via la palla al difensore centrale del Soave, ma non ci riesce. Colpo di tacco di Avesani, la buona difesa fa ripartire l'azione d'attacco della Clivense. Anastasi per Olivieri che entra in area,
mette la palla al centro, non c'è nessuno, peccato perché era palla molto molto invitante, nessuno aveva tagliato sul primo palo. Ora ancora Soave che cerca di liberare, Anastasi si piazza davanti al difensore numero 19 Albertini e la palla finisce in fallo di fondo. Sì, Giuseppe Platino, 8 gol fatti e 0 subiti. Forse ho sbagliato qualcosa, poi mi risentirò a fine diretta, risentirò tutte le sciocchezze che ho detto, però mi sembra di aver detto 8 gol fatti e 0 subiti. Comunque grazie per la precisazione. Palla troppo lunga per Felici, anche Felici è entrato bene, ma sì, chi è subentrato comunque è entrato bene, ha portato velocità anche da Vic questi pochi minuti che ha giocato. C'è voglia per chi entra di mettere in difficoltà Allegretti, ed è giusto che sia così. Avrà i suoi bei pensieri, insomma, sì. il sabato mattina. Penso che comunque per un allenatore come Allegretti, che ci diceva Pellissier, è stato scelto perché è stato l'unico ad aver dato il segnale inequivocabile di credere nel progetto. Quando è stato contattato lui ha detto subito sì, altri ci hanno pensato, lui ha detto sì, la cosa mi piace, la società, l'idea mi piace, le persone che hanno messo in piedi questo progetto le conosco e le apprezzo, quindi è stato scelto perché ha creduto fin da subito nel progetto Clivense, quindi un uomo da Clivense. Perciò permettimi Albi un'altra nota, ottima anche la prestazione di Castellucci, sempre diligente, sì, nelle verticalizzazioni, anche qui ha sventato un'incursione che poteva creare dei problemi. Buona gara. Sì, assolutamente. Olivieri per David, che cerca, ormai manca veramente pochissimo al triplice fischio, siamo al 44esimo. Ci chiedono Albi da casa se abbia segnato Motta, in realtà no, le reti no, sono state di Elatini e di Inzerauto. Inzerauto, esattamente. Siamo ormai negli ultimi, siamo già in recupero perché il 45esimo è scoccato. Adesso vedremo l'arbitro quanto recupero darà. Bella la sponda di testa di Anastasi per David, ancora Anastasi per Felici e niente, fuori gioco, e quindi nulla di fatto. Poteva essere una bella occasione anche questa, però l'arbitro ha fischiato fuori gioco e ci sembra che abbia fischiato sicuramente Teo. Siamo in fase di possiamo già fare un commento, l'abbiamo già detto prima, però un commento su questa partita. Vittoria meritata della Clivense e comunque un Soave che non ha reso facile sicuramente la vittoria ai ragazzi di mister Allegretti. Sì, la Clivense ha dovuto trovare adesso basta. Fa bene a cercare una nuova voce. La Clivense ha dovuto trovare la chiave giusta un po' per scardinare il meccanismo del Soave, e infatti il primo tempo comunque ha portato un risultato ad occhiali che era veritiero per quello che è emerso sul rettangolo di gioco. Intanto David tenta il tiro, poteva fare meglio. Secondo tempo invece a marca solamente Clivense, quindi il risultato di fatto è assolutamente meritato. Buone individualità quelle espresse dal collettivo di mister Allegretti, giovani con molta prospettiva,
e all'interno dell'11 comunque ci sono presenti dei giocatori di esperienza che possono fare da chioccia alla crescita delle individualità con meno esperienza, insomma. Sì. Quindi un giusto mix che sicuramente più passeranno le partite, più partite si giocheranno, più allenamenti verranno fatti, più l'amalgama risulterà importante, e di sicuro l'aver cominciato senza una preparazione atletica adeguata e senza di fatto che i giocatori si conoscessero ha portato a qualche difficoltà iniziale, che comunque sono state assolutamente non mascherate ma superate brillantemente, perché l'impianto c'è, l'allenatore c'è, i giocatori ci sono, quindi credo che più andremo avanti più vedremo una squadra fluida e ancora più piacevole. Ci dispiace non potervi dire quanti minuti sono stati segnalati di recupero, ma non l'abbiamo visto. Ed eccolo qua, finita la partita, Clivense che batte il Soave 2-0, i gol di Elatimi al 17esimo e Inzerato al 23esimo del secondo tempo. Teo, abbiamo già commentato una partita bella, giocata bene, meritata la vittoria, altri 3 punti, Clivense che vola punti 12 in 4 partite, punteggio pieno, 8 gol fatti, 0 subiti, meglio di così non si può. Ottime sensazioni ci hanno restituito i ragazzi, quindi avanti così. Teo, con tanta positività. Io ti ringrazio per avermi accompagnato in questa diretta. È sempre un piacere stare con te. Siamo tornati all'Olivieri dopo qualche anno, abbiamo visto una vittoria, cosa che non avevamo visto in altre occasioni. Grazie A te, Albi. Facciamo l'in bocca al lupo a chi verrà a commentare la Clivense a partire dalla prossima settimana, a chi avrà l'arduo compito di succederci. Certo, assolutamente sì. Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito numerosi oggi pomeriggio, e niente che dire, grazie a tutti, buon fine settimana e super spot e bravi ad Avelia perché hanno fatto anche oggi un ottimo lavoro. Buon fine settimana a tutti e forza Clivense, ciao! Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.